Parliamo di questa bella iniziativa oggi qui a Caltanissetta, un tema sull'obesità come patologia cronica che vede la presenza di tanti qualificati colleghi medici del settore. Sì, una bella giornata di confronto, di formazione, in un momento in cui è importante fare formazione e formazione di qualità. È un momento in cui l'obesità è riconosciuta come malattia, le evidenze scientifiche ci dimostrano che l'obesità ha delle basi biologiche, non è una scelta di vita e nel frattempo l'innovazione terapeutica ci fornisce farmaci molto efficaci, quindi possiamo trattare il paziente con obesità esattamente come trattiamo i pazienti affetti da altre malattie croniche. Ecco, stiamo vedendo anche l'intervento di tanti qualificati colleghi per diciamo, dare il loro contributo a un approfondimento al problema dell'obesità, insomma un problema di caratura internazionale. Sì, siamo molto felici che abbiano partecipato diverse società scientifiche coinvolte nella cura del paziente con obesità e questo dimostra che c'è un interesse e un'attenzione comune per un problema che richiede veramente il contributo di tutti. Quello che abbiamo scoperto dagli ultimi anni e negli ultimi anni grazie alla ricerca in campo medico è che l'obesità appunto non è una malattia del comportamento, cioè il soggetto appunto che ha un eccesso di peso di fatto ha dei meccanismi biologici e fisiologici come in tutte le altre malattie che determinano il suo aumento di peso e quindi che ne determinano una vera e propria patologia e quindi come tale questa malattia deve essere trattata. Che consigli dare, dottoressa? Beh, i consigli sono che comunque indipendentemente, cioè oggi noi abbiamo a disposizione sia dei farmaci, nei casi più gravi anche degli interventi chirurgici, però diciamo che alla base di tutto il soggetto può scegliere come alimentarsi e come muoversi, quindi la corretta alimentazione, quindi evitando dei cibi ipercalorici o comunque soprattutto dei cibi processati, ultraprocessati è importante, così come svolgere una regolare attività fisica perché questo al di là del peso ci consente di vivere in salute e di vivere anche più a lungo, quindi sicuramente lo stile di vita non è da tralasciare, ma è appunto è alla base di tutte le terapie oggi per il mantenimento del peso corporeo e anche per un invecchiamento sano e per la longevità fondamentalmente. Parlare di obesità quanto è importante in questo momento? E direi assolutamente importante, importantissimo, visto la elevata prevalenza di questa patologia cronica, che è la più diffusa e che ha la maggiore incidenza nell'ambito dell'endocrinologia metabolica e che poi è associata a tutta una serie di complicanze, se ne conta addirittura più di 200, che hanno un impatto sul sistema sanitario e sulla necessità delle persone che soffrono di questa malattia. Un contributo importante è il suo intervento nell'analizzare le cause e anche quali sono le risorse per cercare di affrontare un tema come quello dell'obesità. Sì, l'obesità è il problema, questo lo abbiamo capito. Se curiamo l'obesità preveniamo e curiamo tante altre malattie che vanno dal diabete all'ipertensione, alle malattie cardiovascolari, anche i tumori. L'obesità è un problema che non è raro da affrontare ed è impensabile che si possa curare in ospedale. L'obesità va curata nel territorio, quindi scopo di questa conversazione di oggi era anche quello di risaltare questo aspetto. Come società dell'obesità, come attività anche universitaria, siamo molto impegnati nel favorire il diffondersi di conoscenze, di stimolare l'attenzione e gli aspetti diagnostici del territorio. Quindi i medici di medicina generale sono i nostri primi alleati in questa lotta. E sicuramente bisogna pensare dei sistemi, dei meccanismi che in modo virtuoso rendano armonico il lavoro di realtà che non sono staccate tra di loro. L'ospedale, i centri specialistici, i centri di riferimento in Sicilia sono stati identificati, hanno necessità di parlare col territorio, il territorio ha necessità di parlare con questi temi e soprattutto abbiamo sottolineato come c'è una ampia parte di questa popolazione che non ha una diagnosi di obesità. Solo il 40% della popolazione obesa ha ricevuto una diagnosi. Se non la diagnostichi, non la curi, non la tratti e infatti soltanto il 20% di queste persone in qualche modo riceve un trattamento. Ecco, c'è tanto da fare.
la qualità è un percorso, non tutto si può realizzare dall'oggi al domani, però se ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo tutti i giorni per questo problema, andremo nella direzione giusta. Intanto la sala assolutamente piena in ogni ordine di posto fa capire quanto sia molto sentito e molto importante questo problema. L'obesità è un'epidemia, una pandemia mondiale che per la prima volta in Italia è stata riconosciuta come patologia, e questo è un passo molto importante. Il diabete tipo 2 soprattutto e l'obesità sono strettamente correlati, perché l'obesità rappresenta sicuramente il principale fattore di rischio per sviluppare la malattia diabetica, specialmente in soggetti che hanno familiarità. Quindi bisogna intervenire molto prima della possibile insorgenza di un diabete, specialmente di un soggetto a alto rischio, e oggi abbiamo molti strumenti per poter intervenire su questa malattia, chiamiamola per com'è, attraverso sia ovviamente le abitudini di vita, lavorando sulle abitudini di vita del paziente, sulla dieta, sull'alimentazione, ma nei casi più complicati, più complessi, sicuramente abbiamo a disposizione oggi un armamentario farmacologico estremamente efficace, e nei casi ancora più complicati e meno responsivi alla terapia abbiamo ottenuto anche grossi passi avanti nella chirurgia bariatrica, che permette di ottenere risultati strepitosi e con meno sicuramente complicanze rispetto a qualche anno fa. Quindi è un lavoro che deve diciamo così, investire tutti i livelli di assistenza, soprattutto a partire dai medici di medicina generale, che già si impegnano in questo senso, perché sono quelli che hanno un contatto diretto più diretto rispetto allo specialista con i pazienti, e poi ovviamente le varie specialità che sono la diabetologia, l'endocrinologia, la cardiologia, i dietisti ovviamente, tutti coloro i quali si occupano di dietologia, devono essere chiaramente focalizzati in maniera molto stringente su questo problema. È di fondamentale importanza, perché l'obesità deve essere considerata come una malattia cronica ma anche ed evolutiva, che purtroppo molto spesso può portare anche a delle conseguenze molto pesanti. Qual è l'importanza di poterne parlare? L'importanza di poterne parlare è duplice: una di formazione per gli addetti ai lavori, quindi per tutti gli operatori sanitari che si occupano di obesità, e l'altra è di informazione. Bisogna informare anche noi comuni cittadini dell'importanza di sani stili di vita che fanno sì che non si arrivi all'obesità.